Il Prosecco non affascina più, almeno nelle scelte scolastiche delle giovani generazioni. Il segnale arriva da un'istituzione del settore, la Scuola Enologica di Conegliano. C'è un piccolo segnale, diciamo così, nelle iscrizioni, nella scelta del percorso triennale, che è più a favore dell'indirizzo produzioni e trasformazioni e che quindi riguarda tutto il resto del settore che non sia quello specificatamente vitivinicolo. Quindi giovani più indirizzati all'allevamento, al frutticolo, ma soprattutto all'orticoltura. E un esempio l'hanno dato questi studenti a lezione sul campo nella produzione dell'asparago bianco di Cimadolmo. Ma è difficile raccogliere gli asparagi. Quello che sembra facile non lo è, lo Bene. assicuro. Giovani molto attenti al ciclo produttivo ma anche alla resa economica che garantisce reddito a chi lavora la terra e che grazie alla sempre maggiore ricerca della qualità sta riavvicinando le nuove generazioni alla coltivazione dell'asparago e non solo. La richiesta c'è anche da parte dei commercianti e dei ristoratori, quindi per il momento si mantiene una buona linea di vendite. Possiamo dire insomma che la qualità paga sempre. La qualità sempre paga, produciamo qualità noi con il Cimadolmo IGP. Punto fermo in una stagione particolare per l'asparago. La stagione purtroppo non è delle migliori perché prima la siccità e adesso e dopo il freddo purtroppo la quantità è poca. In termini di prezzo? Il prezzo tiene, visto la poca quantità, il prezzo tiene. Qualità ma anche promozione per la prima IGP italiana dell'asparago che nel prossimo fine settimana torna in presenza con la sua storica mostra mercato e non solo. La mostra di domenica è una mostra importante anche perché torniamo dopo 2 anni, ma non meno importante sono le 2 serate a tema che andremo a fare. In una l'asparago bianco incontra l'agnello dell'Alpago, in una l'asparago incontra il pesce dell'Adriatico. Comunque tutti prodotti veneti, tutto made in Veneto.